Allora, riprendiamo dalla disfatta di Caporetto, cioè è un momento della storia di questo conflitto dove il fronte, diciamo, austriaco è rafforzato per i motivi appunto che il contributo ci farà capire. Disfatta di Caporetto. Nel 1917 la Russia stava collassando per effetto della rivoluzione bolscevica finanziata dalla Prussia. Era la strategia prussiana per togliere il fronte più vasto del conflitto, quello russo. Con il blocco del fronte orientale i prussiani e gli austro-ungarici trasferirono le truppe sul fronte italiano. Solo l'impero tedesco aveva portato 76 divisioni scelte a fianco degli austriaci, addestrando le squadre d'assalto, reparti di 11 uomini privi di comandi, con mansioni di contrattacco. Che gli austro-tedeschi stessero preparando una controffensiva sulla linea dell'Isonzo era giunta comunicazione al comando italiano, ma Cadorna non voleva dar credito alle informazioni. Nemmeno a quelle precise fornite da 3 disertori, 2 boemi e un rumeno. Anzi, aveva mandato in licenza i soldati e lui stesso si era preso un periodo di riposo a Vicenza. Il fronte dell'Isonzo era stato teatro di violentissimi scontri già nel 1915, nella convinzione di Cadorna che con 3 spallate si sarebbe arrivati a Vienna. Nel 1917 le spallate furono 11, ma nulla cambiò. Il 24 ottobre 1917 alle 2 del mattino l'artiglieria austro-tedesca aprì il fuoco sulle linee italiane per 6 ore di bombardamenti. Le linee italiane venivano gestite dal comando centrale. La prima linea, tagliata fuori, non riceve ordini. Le linee telefoniche sono state tagliate dalle squadre di Rommel e non sa cosa fare. È l'inizio di quella che sarà la più grave battaglia dell'esercito italiano. Gli austro-prussiani sfondano il fronte e dilagano in direzione di Caporetto. Gli italiani, privi di ordini e senza riserve nelle retrovie, non possono reagire. È il caos e la battaglia è persa. L'alto comando è colto di sorpresa e senza una linea diretta con il fronte non può impartire ordini per la sua difesa. Solo il primo giorno di battaglia gli italiani persero, tra morti e feriti, circa 40.000 soldati e altrettanti furono intrappolati sul Monte Nero. I soldati sono sbandati, l'esercito perde in un solo colpo 300.000 uomini tra morti, feriti e prigionieri. Nelle strade si riversano 350.000 sbandati e 400.000 profughi che fuggono dalle zone invase. Un'intera regione, il Friuli Venezia Giulia, viene persa nello spazio di una settimana. Un'armata di 1 milione di uomini ripiega disordinatamente, senza ordini, nelle retrovie. Anche il re, dopo lo sfondamento, deve lasciare precipitosamente la villa dove vive in prossimità del fronte, abbandonando valigie e bauli. A fine conflitto verrà rimborsato per lo sbarrimento del bagaglio con la somma di 4.487 lire, mentre il popolo moriva di fame. Intanto Cadorna addossa tutte le colpe sulle spalle dei soldati. Il primo comunicato del generale parla della vile, ignominiosa resa al nemico. Il 6 novembre a Rapallo si tiene un incontro tra i capi politici dell'intesa. Francesi e inglesi chiedono la rimozione di Cadorna, che viene sostituito da Armando Diaz. Il passo è breve e la guerra da innominata e innominabile diventerà finalmente patriottica. Almeno i soldati avevano un buon motivo per farsi uccidere. L'esercito si è ritirato sulla linea del Piave, già prudentemente fortificata da Cadorna, e prova a riorganizzarsi il 12 novembre. A causa delle migliaia di vittime della battaglia sull'Isonzo, l'esercito è carente di militari e così vengono arruolati al fronte i giovani 17enni, chiamati anche i ragazzi del 99. E così la strage continua, ma sarà anche l'inizio della fine di Casa Savoia. Professor Rossi, ma effettivamente l'Italia si trova di fronte a un'altra situazione completamente imprevista e imprevedibile, cioè la chiusura, lo spostamento di una quantità enorme di truppe verso sud, e quindi si trova assolutamente sbilanciata e naturalmente non è in grado di far fronte, probabilmente non sarebbe comunque riuscita a tenere testa a questo attacco, ma naturalmente Cadorna non crede in la possibilità di questo, evidentemente non aveva contezza di quello che era successo sul fronte russo. E mi vuole poi collegare il discorso di Lenin con questa catastrofe. Prego. Era l'audio spento. L'audio
All'audio spento non la sentiamo, professore? No, a meno che non sia il suo microfono. Provi a vedere. Non la sentiamo più. Niente, cerchiamo di ripristinare, sì. Allora, lasciamo un attimo il professore che giro la domanda a lei, professor Zanella. La vittoria austriaca sul fronte orientale con quali sono lo sfondamento... diciamo, i motivi reali, al di là dell'eroismo, della incapacità del fronte italiano di prevedere, di capire cosa sta succedendo, ma c'è un meccanismo che si è venuto a creare che viene da molto lontano. Quindi sarebbe riuscita comunque l'Italia a tenere testa, al di là di quelli che sono stati gli errori di Cadorna, e da dove veniva questa massa e che importanza ha avuto Lenin in tutto questo? Ecco, sull'importanza che ha Lenin bisognerebbe collocarsi proprio nel periodo di questa rivoluzione che scoppia all'interno appunto della Russia e in particolare a Mosca. Va tenuto presente che il ritiro dalla guerra dei russi permette all'Austria e alla Germania di concentrare un nutrito gruppo di forze, di unità, di battaglioni sul fronte orientale. Non c'è più quello orientale ad est. Ma cosa succede sul fronte prussiano, russo, austro-ungarico? Sul fronte nord che cosa succede? Perché si ferma la guerra lì? No, è la Russia che non può più tenere aperti... Ma chi sono i protagonisti di questo? Poi ecco, c'è anche una contrapposizione interna alla rivoluzione fra i Romanov, in questo caso, e i rivoluzionari bolscevici. Cioè abbiamo questa contrapposizione tutta interna. La Russia è altrettanto stanca di 2 anni, 3 anni di guerra, perché era entrata in guerra nel 14 anche la Russia, quindi c'è una difficoltà da parte della Russia di continuare a tenere aperto questo conflitto, quindi decide con la rivoluzione interna bolscevica di estraniarsi dal conflitto. Questo favorisce quindi una rivoluzione interna e favorisce la cosiddetta annientamento, decapitazione di Romanov. È una questione interna russa, certamente, ma c'è un'origine di questo voltafaccia della Russia in quel momento? Allora, abbiamo raccontato che il signor Lenin era profugo ancora della prima, rivoluzione, e durante la guerra i Romanov non contavano più, perché si erano stati messi da parte e c'era un governo socialista. E questo governo socialista voleva arrivare a chiudere la guerra, ma non sapeva come fare. Questo è il signor Lenin è, come potremmo dire, ubupaz. È prezzolato dai tedeschi in quel momento. Viene preso di peso e usato a scopo bellico contro la Russia stessa e contro gli alleati, Francia, Inghilterra e Italia. Perché cosa vogliono? Vogliono creare una rivoluzione all'interno della Russia, perché gli zar sono stati già messi da parte, non sono stati ancora uccisi, e vogliono arrivare in Russia per indebolire il fronte, e difatti così faranno e così riusciranno. Quindi la possibilità dei prussiani e degli austriaci e degli ungheresi di spostare questa quantità di truppe è proprio perché c'è una sorta di tregua sul fronte russo, poi si trasformerà in pace successiva. Prego. Questa è una fotografia tutta dal punto di vista, neutro. Uno guarda le cose e dice ci sono delle pedine, ma la storia della rivolta dei soldati contro la guerra, dei soldati russi, è una storia vera, non è inventata dai tedeschi. No. Stavano scappando, stavano disertando, e dentro ai socialisti c'era una discussione enorme, quella a cui ho accennato prima, se doveva prevalere la nazionalità
o la classe. Lenin fa prevalere la classe, cioè i poveri che devono sopravvivere a questa distruzione in corso. I socialdemocratici, che in quel momento erano al governo in Russia, ma lo erano anche subito dopo in Germania, la storia si ripete in Germania 2 anni dopo, esattamente uguale, invece avevano questo assillo, ma la Russia è la Russia. Non capivano che in quel momento lì bisognava avere un interlocutore principale e non lo vedevano, che erano i soviet che si erano già formati dei soldati. Non c'erano ancora i soviet di Pietroburgo e delle fabbriche, ma si crearono subito dopo, un attimo dopo, appena la massa dei soldati cominciò a tornare nelle città. Questa cosa non possiamo vederla come una manovra solo. Lenin è stato portato dentro a un treno allora, tedesco. In quel momento, salvo la memoria che avevano i russi di Lenin, quando aveva fatto la prima rivoluzione, aveva partecipato, era una figura mitica, ma non aveva nessun potere. No. E non aveva consenso sufficiente per poter cambiare il governo. Lui è stato in grado di captarlo il consenso. Quello che è importante capire, perché sono i fatti che contano, poi l'interpretazione la facciamo, è che il signor Lenin viene messo in un treno blindato, che parte da Zurigo certo. e passa attraverso tutta la Germania. Ma non viene messo, ci va. Non è che l'hanno portato a forza. Mi scusi, ci va. Mi scusi. Poi completo il concetto. Viene messo nel senso che viene chiesto a Lenin: vuoi andare in Russia a fare la rivoluzione? E dice: ma io cosa vado a fare? E domanda ai compagni che sono a Zurigo: chi è che viene con me? Molti dicono: è una follia. No, gli mettono a disposizione un treno. Ma dice: io non posso montare su un treno tedesco, perché altrimenti è alto tradimento. Allora dicono: non è vero, è territorio internazionale e lui non smonterà mai dal treno. Ma c'è di più, che bisogna finanziare, perché le rivoluzioni si fanno coi soldi. E a finanziarlo è il signor Krupp. C'è una riunione tra l'imperatore di Prussia e Krupp e dice: come facciamo? Ci penso io. E ci sono le tracce sulle banche di milioni di Deutschmark che vanno a supportare questo viaggio della rivoluzione, perché i bolscevichi erano una minoranza quasi inesistente all'epoca, no? Ecco. Allora, arrivato lì, ha la capacità di coalizzare tutta diciamo, la parte sofferente, sia sul fronte ma soprattutto all'interno della Russia, tutta quella parte sofferente che non accetta più questo tipo di diktat ereditato dagli zar, ma soprattutto di questo governo che non è in grado di prendere decisioni. E lui va con soldi in mano a comprarsi i generali. Questa è la traccia che rimane. Allora, a questo punto, i tedeschi hanno raggiunto lo scopo principale: ho eliminato un fronte. A questo punto giro l'esercito e vado sia sul fronte francese, perché non parliamo del fronte francese, ma anche uno shock fu anche portato sul fronte francese, ma un grande shock fu portato anche sul fronte italiano, che era inaspettato e inimmaginabile. Cadorna, per quanto noi possiamo, diciamo, disprezzare tutta una serie di attività che ha fatto, ma nessuno poteva immaginare che arrivasse una quantità di armi e una quantità di persone, va bene? Scelte, sì. E poi l'altra strategia. Mentre si faceva una guerra frontale, noi abbiamo una situazione completamente diversa, cioè spacchettano l'esercito, lo creano delle squadre d'assalto e perforano naturalmente determinate zone e vanno a incidere sulle comunicazioni che l'esercito italiano
aveva con Cadorna? Cadorna ha un comando centralista, comanda solo lui, deve decidere solo lui, deve fare solo lui, era pure andato in vacanza, aveva abbandonato il fronte e nel momento in cui gli tagliano i cavi, perché è una cosa semplice, gli tagliano i cavi e viene decapitato l'esercito che c'è sul fronte. Questo è il problema. Ma la maggior parte delle truppe sono truppe che vengono dal fronte russo. Prego, professor Rossi, è riuscito a seguirci? Sì, direi che ci sono, spero proprio di sì. Sì, la sentiamo bene. Allora, volevamo sapere quanto importante è, anche se diciamo la connessione con Lenin, che non ha nessuna colpa, lui fa la sua rivoluzione, è un bolscevico, organizza la rivoluzione bolscevica, quanto fu importante nell'equilibrio del fronte militare nel nord dell'Europa. Allora, fu fondamentale perché, come si era detto anche nel servizio, si eliminava uno dei fronti più larghi e uno dei contendenti dal punto di vista militare più pericoloso. Però io, tornando sul fronte italiano, bisogna ricordare che questa guerra, diciamo, di frizione, noi la guardiamo sempre dal nostro punto di vista, ma in realtà gli austro-ungarici avevano avuto anche loro delle perdite terrificanti dal punto di vista umano, perché noi lo guardiamo dal punto di vista di Cadorna, ma loro dal punto di vista, diciamo, difensivo, non è che avessero delle strategie particolarmente evolute e efficaci. Lasciavano i soldati nelle prime linee fino a che non sterminavano tutti quelli che erano in trincea, dopodiché ne mandavano degli altri, tant'è vero che uno dei grossi momenti di frizione che c'è all'interno di questo impero composito è proprio quello tra austriaci e ungheresi, perché gli ungheresi si rendono conto di essere usati come carne da macello da parte degli austriaci e covano un risentimento che poi sarà alla base poi della dissoluzione imperiale alla fine, perché si rendono conto di essere trattati come carne da macello dagli austriaci. Io vorrei ricordare questo dettaglio, che quando arrivano divisioni tedesche spostate dal fronte russo a quello austriaco, nel rispetto, diciamo, il fronte quello che andava da Montenero, Gorizia, quello che era il fronte dell'Isonzo, insomma, negli appunti di Rommel parla malissimo degli austriaci e degli ungheresi, dice qua sembra di essere arrivati in un accampamento di zingari, cioè si era reso conto che le truppe che erano state usate al fronte da parte degli austriaci erano allo stremo. Cadorna in questo bisogna dire che, diciamo, non era certamente un genio della strategia, ma dall'altra parte c'erano dei grandi geni della strategia nemmeno da quella parte lì. Da un lato c'era quello attacchiamo frontalmente e dall'altra parte c'era ci difendiamo frontalmente. Non è che c'erano dei particolari sviluppi tattici, è Rommel che porta perché era quello più conosciuto, ma in realtà c'era uno staff di ufficiali prussiani che erano di prima categoria, che avevano capito una cosa fondamentale, che poi sarà quella usata nella seconda guerra mondiale: l'attacco a punta di lancia. Cioè non interessa attaccare lungo tutta la linea del fronte, si spacca il fronte, si procede come una punta di lancia all'interno, scompaginando i collegamenti, come è stato detto, scompaginando le retrovie. Praticamente si apre una specie di breccia, non ci si preoccupa di cosa succede ai fianchi, però si punta diritto a un obiettivo. E insomma, non dimentichiamoci che l'obiettivo dei tedeschi sul fronte austriaco era Venezia. Cioè, certo, il terrore che a un certo punto si scatena nelle retrovie vedendo questo tipo di avanzata è che, ed era un terrore, insomma, abbastanza motivato visto il collasso dell'esercito italiano, era che il Piave, insomma, si pensava di fermarli sul tagliamento, ma sul tagliamento non si erano fermati, sul Piave sì, qualcosa era stato fatto in linea difensiva, ma era una scommessa, non era mica scritto da nessuna parte che si sarebbero fermati sul Piave, anzi i piani erano quelli di dare per perso completamente l'intera regione del Veneto. Cioè si partiva dal presupposto a un certo punto, l'alto comando italiano, che forse, se tutto andava bene, in qualche maniera sarebbero stati fermati sulla linea del Po.
Esatto. Che a pensarci oggi sarebbe stata una cosa oltre che catastrofico, perché, e chiudo, non bisogna dimenticare che assieme con i militari fuggono i civili, Sì, certo. nel senso che nessuno di quelli che abitavano come civili in Friuli assolutamente pensava di dover stare sotto un'occupazione austro-ungarica piuttosto che tedesca, e infatti chi rimase morì di fame, perché esatto. le truppe di occupazione austriache fecero un'occupazione durissima del Friuli, praticamente portando alla fame quelle che erano le popolazioni locali. Certo. Esatto. Allora, volevo aggiungere un'altra figura sempre russa, è di Trotsky. Trotsky è quello che gestisce la vera rivoluzione. La figura importante, quello che riusciva a creare coesione nel popolo russo era Lenin, ma chi poi organizzava di fatto, diciamo, la rivoluzione era Trotsky. Prego. Le truppe, sì. E anche con molta cattiveria. Ricordiamoci che sterminò gli anarchici, o comunque i soldati che si ribellavano alla guerra, a Kropotkin. Insomma, c'è stato il disastro anche lì dentro. Non è che, non è che le cose... Guerra è guerra. Io quando ho parlato di Lenin ho voluto dire l'intelligenza di Lenin, perché Lenin è riuscito a farsi usare, ma certo. anche ad usare. No, ma lui l'ha detto anche. Perché è andato lì e è riuscito a captare quel malcontento che non aveva nessun riferimento politico, non c'era in quel momento. Dice, quelle terre che noi stiamo lasciando all'Austria, quindi c'era un accordo per arretrare, dice ce le prenderemo dopo, perché la rivoluzione arriverà anche in Germania e arriverà anche in Austria. E lì sbagliava, perché la scommessa era sulla Germania, che non è stata vinta. Ecco, questa era la strategia appunto di Trotsky e di Lenin. Dall'altra parte c'è la strategia dei prussiani di usare Lenin per riuscire a creare una rivoluzione e chiudere un fronte. Dall'altra parte c'è questo spostamento della Prussia con tutte le truppe verso sud, sia in Francia che in Italia, perché erano rimasti questi due fronti, poi c'era anche la Serbia, ma era poca cosa di fronte, e quindi... C'era anche un altro errore generale, era quello della disfatta dei socialisti anche in Italia, ma non solo dei socialisti, dell'intelligenza progressista. Pensiamo allo stesso Lussu che va sul fronte, ma i Calamandrei, ma insomma tutti questi Salvemini, tutti questi che pensavano di fare la quarta guerra a punto di indipendenza, che poi, vista che non era assolutamente quella, non erano più in grado però di dare un'altra sponda politica. E chi l'ha data la sponda politica incredibilmente è stato D'Annunzio, l'unico che con gli ideali socialisti, quando va a Fiume, se uno legge la carta costituzionale di Fiume, legge esattamente una carta rivoluzionaria socialista, cioè era l'unica persona che in quel momento riusciva ancora a ragionare, nonostante altre grandissime fesserie che fece, ma insomma la sua intelligenza è fuori discussione. La sto mettendo in paragone a Lenin. Lenin ha vinto, D'Annunzio ha perso perché Mussolini l'ha fatto fuori, insomma, a un certo punto, però ha dimostrato che aveva la stoffa, insomma. Diciamo che l'ideale c'era. Certo. Poi naturalmente dall'ideale alla pratica abbiamo visto che è successo più di tutto in quel ventennio. Però i socialisti e i democratici italiani sono scomparsi. Dopo hanno cominciato a ricostruire, ma siamo nel 20, nel 19, nel 20. Certo. Allora, adesso invece entriamo più dettagliatamente nel humus della guerra, cioè vediamo delle figure all'interno della guerra che normalmente non vengono mai nominate, e sono le donne, e le donne che vengono sfruttate in questo conflitto, e vengono sfruttate nella maniera più orribile. Vengono sfruttate come prostitute, vengono sfruttate nelle fabbriche. Quindi abbiamo il quinto contributo, donne nelle fabbriche. Lo Stato italiano promulga una legislazione speciale di guerra che modifica le norme che regolano il diritto del lavoro, disciplina, retribuzioni, età, turni di riposo, e permette agli industriali di reclutare decine di migliaia di donne.
Donne dunque, ma anche i ragazzi, visto che il limite dei 15 anni viene rispettato molto raramente, sono con la Grande Guerra la nuova classe operaia. La guerra si portò via un'intera generazione di maschi e così anche le grandi università europee come la Sorbona o Cambridge e Oxford, in mancanza di studenti, si dovettero aprire alle donne in discipline a loro da sempre negate come la medicina o la legge. Le donne della borghesia medio-alta, impegnate nella Croce Rossa come infermiere, vennero impiegate negli ospedali militari e molte morirono al fronte. Tante donne cercarono di alleviare le sofferenze di sconosciuti soldati diventando le loro madrine di guerra e intrecciando fitte corrispondenze con loro. Anche le prostitute, loro malgrado, parteciparono alla guerra e si spostarono nei paesi vicino al fronte. Furono costrette in questo dallo Stato Maggiore del nostro esercito, preoccupato per la salute sessuale dei suoi militari. I postriboli destinati alla truppa erano identificati da luci rosse, quelli dedicati agli ufficiali, molto più eleganti e discreti, avevano invece luci blu. Quando gli uomini tornarono dal fronte, le donne furono però invitate a rientrare in famiglia. Ma dopo le prove sostenute durante la Grande Guerra, non sarà più possibile ristabilire il vecchio ordine e le donne non saranno più quelle di prima. Eccoci qua. Ecco, finalmente diciamo che in questo disastro emerge una figura nuova che nella storia, in tutti i millenni precedenti, non aveva avuto questo esito. Compare improvvisamente la donna nelle fabbriche, compare la donna nella cultura, obbligatoriamente poi. Mentre la donna anche prima diceva voglio partecipare alla vita sociale e alla vita politica, veniva negato questa possibilità, adesso sono proprio le istituzioni che le chiamano. Prego, professore. Sì, le donne è indubbio che per effetto della Grande Guerra ottennero una emancipazione sociale. La prima dovuta dalla necessità di andare a sopperire alla mancanza di uomini che lavorassero in fabbrica, e se c'era una produzione industriale d'armi, questa era sostenuta dalle donne, che donne, i fanciulli, i bambini, come abbiamo visto. Quindi un'emancipazione sociale che poi si stenterà a riconoscere dopo la guerra. In quel momento vengono esaltate, vengono osannate, vengono ammesse a ruoli inconcepibili come era considerata la donna da prima, ma le necessità di guerra imponevano questo utilizzo. Da considerare che dal punto di vista sociale si era creata anche una forte divisione, perché la popolazione maschile era quasi tutta precettata sui fronti di guerra ed era composta da contadini e da soldati analfabeti, la popolazione di guerra. Per cui si era creata questa doppia divisione di categorie: i fanti contadini al fronte, gli operai imboscati in fabbrica, perché gli operai maschi che invece riuscivano a ottenere l'esonero, ricordiamo che pagando si poteva ottenere l'esonero e non partire per la guerra, quindi molti riuscivano, quindi la maggioranza dei soldati al fronte quando tornavano e vedevano che alcuni erano rimasti a casa, li consideravano appunto degli imboscati, magari erano anche necessari per la produzione di alcune fabbriche assieme alle donne. Ma era lo stesso industriale che pagava pur di tenere la manodopera qualificata. Ecco, e l'altra cosa umiliante, se vogliamo, è, come si è fatto cenno nel filmato, è questo svago concesso ai soldati con i postriboli, ovvero i bordelli, che vengono aperti ufficialmente con le proteste anche di alcuni gruppi, anche della Chiesa stessa, che non può tollerare. C'è proprio una circolare dell'esercito che invita i soldati ad avvalersi di questi luoghi, diciamo, di piacere, perché si era creata anche un'altra commistione. I soldati in queste zone di confine erano vicino ai paesi
austriaci o italiani, dove la popolazione maschile era completamente mancante perché erano stati precettati su altri fronti di guerra, per cui avevano rapporti sessuali con le donne austriache sono nati tanti figli di strane diciamo commistioni proprio di figli questa di natura. Patrioti italiani con signore austriaco. Ecco. Ma non vorrei entrare nella questione perché abbiamo un altro contributo appunto che riguarda la prostituzione e il fronte. Ecco, pensavo fosse sì, adesso approfondiremo. Andiamo. Perché questa è una questione molto importante. Professor Rossi, allora questa entrata in guerra della donna, perché addirittura vengono dagli Stati Uniti, ci sono donne che arrivano dall'altra parte dell'oceano, si organizzano per venire ad aiutare naturalmente i soldati europei, ma anche poi quando entrerà in funzione entrerà l'America con circa 2 milioni di soldati, anche loro arriveranno. Prego, professore. Ma io intanto volevo sottolineare che non era una cosa per niente scontata questa entrata delle donne da protagoniste, perché ricordiamoci che non in tutta Europa fu così. Certo. Se da noi ci fu necessità di vincere a un certo punto un pregiudizio, e poi ci fu anche proprio la necessità fisica di usare come manodopera le donne, ricordiamoci anche che uno dei motivi del collasso a un certo punto finale di quello che fu l'esercito prima prussiano e poi tedesco fu proprio la non volontà di usare in maniera sistematica le donne all'interno dell'industria bellica. Quindi noi le vediamo entrare da protagoniste in Italia, come contemporaneamente entrano da protagoniste in Francia, come contemporaneamente entrano da protagoniste in Gran Bretagna, e successivamente con l'entrata in guerra degli Stati Uniti entrano da protagoniste le donne americane, che ovviamente erano molto più emancipate sul fronte italiano. Ma nelle altre potenze, insomma, ma io dico anche nella stessa Russia rivoluzionaria, insomma, anche lì prima di usare le donne all'interno della macchina bellica, non all'interno dico della macchina politica, che in questo momento è un altro discorso, ma prima che le donne entrino da protagoniste nella macchina bellica, ma insomma, le donne da protagoniste si vedranno molto successivamente, ma nello stesso mondo austro-ungarico c'era una riserva notevolissima dal fatto che la donna doveva restare in casa e badare ai figli. Quindi in realtà insomma, questa spaccatura culturale è anche una spaccatura fra due mondi. Certamente in Italia fu vero che il ruolo della donna poi fu successivamente molto ridimensionato, ma uno dei motivi per cui a un certo punto si affloscia il castello di carte dell'impero austro-ungarico, si affloscia anche e soprattutto il castello di carte dell'impero tedesco, è proprio perché le donne continuavano a essere escluse dalla macchina bellica, anche dal punto di vista produttivo. Quindi quello che per noi pare, diciamo, un passaggio abbastanza scontato, in realtà per quell'epoca non era scontato per niente, per nulla. Certo, quindi è una rivoluzione che poi si manifesterà in maniera diversa nelle fasi successive alla guerra. Michele Boato vuol aggiungere qualcosa sulla figura femminile? Sulla questione delle donne penso effettivamente che sia stato un momento importantissimo. Lo si vede anche successivamente, cioè certe poetesse, la Montessori, cioè certe figure femminili emergono esattamente dopo la Prima Guerra Mondiale, e questo le prime laureate in medicina, insomma questo c'è, però non è un momento di massa, perché poi il fascismo farà la propaganda esattamente opposta, date figli alla patria, eccetera eccetera. Quindi... diciamo, inizialmente il fascismo aveva accettato la donna, la libertà della donna, eccetera, poi si rende conto che se la donna cresce all'interno della società produce meno figli. E allora naturalmente, pur inneggiando la figura femminile nella ginnastica, nello sport, eccetera, però
torna indietro perché torna poi, abbiamo bisogno... negli anni 30 la donna deve tornare al focolare. Abbiamo bisogno di patrioti e la donna deve farceli. Ecco, però entriamo in una situazione un po' più drammatica, cioè cosa succedeva dentro ai bordelli, perché è sempre un tema che viene lasciato da parte. La donna, la prostituta è un essere umano di basso livello e invece, se le vediamo in un'altra maniera, sono le vittime. E vediamo che tipo di vittime si creavano a quell'epoca, in quel fronte, con quella situazione che abbiamo visto fino adesso. Contributo numero 8. Prostituzione. I soldati della fronte. Prima Guerra Mondiale nelle retrovie, dopo i giorni trascorsi in prima linea, frequentavano le case di prostituzione. Era un modo per scaricare la tensione e le tragedie vissute nel vedere morire i compagni di trincea o dovendo infilzare, baionetta in canna, un coetaneo che aveva solo la colpa di parlare un'altra lingua e stare sotto un'altra bandiera. L'affollamento nei casini era tale che l'esercito decise di porre regole al business della prostituzione. Il problema per Cadorna non era la violenza che si faceva sull'essere femminile, che importava assai poco, ma gestire il flusso della truppa. Perché la fila fuori dai casini era infinita, sia di giorno che di notte. Il turno per l'attesa si trasformava in violenza ed in scontri talvolta tragici. Furono messi i carabinieri con il compito di allontanare le prostitute di strada, garantendo il giusto profitto alle mammane e dare un tempo prestabilito per consumare l'atto sessuale ai soldati nei bordelli. La guerra era iniziata il 24 maggio e già l'11 giugno 1915 Luigi Cadorna in persona ordinò con una circolare, visto il prolungamento del conflitto, l'ingaggio di donne per riempire altri bordelli. Quelle giovani però non sapevano a cosa andavano incontro. La prostituzione nelle normali case di tolleranza era nulla a confronto con quelle al fronte. Furono aperti centinaia di bordelli perché le donne non bastavano mai. Lì la vita era spaventosa, le prostitute erano costrette ad avere da 50 ad 80 rapporti per una durata fino ad 8 ore al giorno, per cui il soldato aveva un tempo prestabilito, oltre il quale i carabinieri dovevano intervenire per far concedere la donna al successivo, con un ciclo ininterrotto fino allo sfinimento della donna e la sua sostituzione. Le donne che sono costrette ad avere 40, 50, 60, 80 rapporti al giorno finirono sfiancate e distrutte fisicamente. Così distrutte fisicamente, molte preferivano il suicidio. Ma queste non furono mai considerate eroine, né oggi c'è una milite ignota. Però il loro corpo serviva a dare ristoro a poveri uomini consapevoli di essere condannati a morte in una lurida trincea. Era l'assurda condivisione di un dramma, ma per la donna non c'era la dignità della memoria e del loro sacrificio. Non ci sono dati precisi sul numero delle donne che furono impiegate nei postriboli, ma certamente decine di migliaia. Salvo alcune, già prostitute, le altre erano donne senza lavoro, costrette a vendersi per sopravvivere e con figli e talvolta con il marito al fronte. Anche se fossero sopravvissute, finivano per essere contagiate dalla sifilide e altre malattie venere, per cui erano condannate comunque a morte certa. I soldati, sotto il controllo dei carabinieri, attendevano in fila al turno per consumare l'atto. L'anello debole dell'ingranaggio era la donna che si prostituiva perché non ce n'erano mai abbastanza. Considerate dai comandi militari esseri usa e getta, le donne dei postriboli non erano libere di uscire e anzi venivano tenute isolate. Il diffondersi di malattie venere era la norma, ma quei soldati erano comunque destinati ad una fine anticipata, tanto valeva sorvolare sul controllo dei contagi. Diversamente erano le case di tolleranza per i graduati, dove si praticava un rigido controllo allo scopo di limitare il diffondersi di malattie venere tra ufficiali. Furono predisposti anche degli ambulatori dove venivano curati i militari infetti, ma non venivano ricoverate le prostitute. Poi il Comando Supremo considerò funzionale al fattore bellico la gestione diretta delle case di prostituzione, sostituendosi nel lavoro ai lenoni e alle maîtresse, dove le donne, mai come allora, furono schiavizzate e sfruttate oltre ogni limite umano, però il tutto in nome della patria. È una vergognosa memoria che è stata ingiustamente cancellata dagli archivi e dai testi di storia. Professor Rossi, un commento. Insomma, io credo che sia anche difficile con l'occhio di oggi pensare
anche alla ritualità della prostituzione per come era vissuta allora, cioè parlare oggi di quel modello di società e quel modello di prostituzione sembra ritornare all'età della pietra, ma in realtà insomma, la prostituzione, che poi diventava prostituzione di guerra e quindi a suo modo industrializzata sulla pelle delle donne, era una ferita sociale che già esisteva, cioè viene semplicemente amplificata, vengono reclutate in maniera sistematica donne da quelle che erano le classi, quelle più povere e più disagiate, e vengono inserite anch'esse in un meccanismo che è funzionale a, come si diceva prima, come diceva bene il servizio, una sorta di omicidio di massa. Nello stesso tempo, ricordiamoci anche di questo, cioè l'alternativa fisiologica a questo tipo di modello era lo stupro di guerra. Cadorna perché fa questo passaggio che oggettivamente è orribile? Perché teme che il soldato, una volta che conquista il territorio, una volta che avanza, almeno nella sua immaginazione, all'interno del territorio austriaco, sfoghi quelli che sono i suoi istinti su quelli che sono i civili. Tra l'altro in questo, da un certo punto di vista, non ha tutti i torti. Il problema degli stupri di guerra, anch'essi completamente dimenticati perché si pensa che nella prima guerra mondiale fossero stati marginali, in realtà gli stupri di guerra sono una delle armi micidiali che utilizzano i tedeschi sul fronte francese, tanto che poi la propaganda alleata ne fa uno dei suoi motivi vincenti, facendo vedere sono arrivati sostanzialmente i nuovi barbari. Quindi pensiamo anche a questo passaggio, non perché fosse un male minore, ma perché l'alternativa che ci poteva essere era quella della violenza indiscriminata contro le popolazioni civili e contro le donne delle popolazioni civili, che non era un'ipotesi, voglio dire, di fantasia, era quello che già stava succedendo su altri fronti di guerra, cioè lo stupro usato come arma. Quindi questi esseri umani non avevano nessuna dignità, professor Zanella? Questo tema è veramente scabroso per le modalità in cui è stato perpetrato. Teniamo conto sempre però del contesto e di alcuni episodi che ci danno meglio la somma, ecco, del perché sia stato possibile consumare una tale violenza sul corpo delle donne. Anzitutto i soldati con Cadorna non ricevevano le licenze per tornare a casa, erano sempre posticipate, quindi questo innesca una necessità di concedere comunque degli sfoghi o dei momentanei svaghi o divertimento. Ricordiamo che dal 15 al 17 Cadorna, come capo dell'esercito, non aveva pensato nulla come modalità così di distensione per i soldati stessi, costretti a una dura disciplina in attesa solo di attacchi che li portavano alla morte. Poi subentreranno le cosiddette case del soldato, ma solo successivamente, per cui l'unico svago offerto ai soldati privi di ogni possibilità era proprio questo. Teniamo conto anche di un'altra curiosità. Le donne, abbiamo visto, lavoravano nei bordelli e erano tutelate per certi aspetti, per modo di dire, perché controllate dall'esercito, ma ce n'erano molte che innescavano le cosiddette malattie venere, e è stato trovato addirittura un tariffario per cui i soldati andavano volutamente dalle donne che erano contagiate o che potevano trasmettere la sifilide per poter poi avere l'esonero dal combattimento, e del tariffario costavano di più i rapporti sessuali con le donne portatrici di questa malattia. Questo è un altro di quei paradossi strani. Ma non solo, ma queste donne vengono mandate oltre il fronte a prostituirsi l'esercito avversario, quindi gli austriaci, perché si infettassero, e quindi c'era anche una strategia bellica in questo senso. Ma mi scusi, allora, che pensassero tutti in questa maniera, ma Trento Trieste chi è che l'ha liberata? Cioè il re d'Italia Cadorna non sapeva che sarebbero successi tutti questi
queste tragedie. Io parlo della singola donna, perché parlare di 100 donne si perde il senso, ma parlare di una donna che viene presa e usata 80 volte al giorno, 50 volte al giorno, ma cosa succedeva dentro quell'essere umano? Una cosa mostruosa. Sì. E Cadorna dice ma gli italiani non sono soldati e il re d'Italia è là sul fronte e non sa niente. Certo che lo sa e ne approfitta anche lui. Allora, ma scusate, ma che morale avevano a quell'epoca? Adesso, per carità, noi siamo stati agevolati da un conflitto che è finito positivamente per noi e quindi abbiamo incominciato a capire un modello di vita un po' diverso, no? Ecco. Il fordismo ci ha fatto capire che forse ci si può anche arricchire in altra maniera senza ammazzare gli altri. Ma chi erano questi personaggi? Questo re d'Italia, questo generale, e con lui poi quello che viene dopo, Diaz, non cambia mica molto. Diaz soltanto ha un input, dice parliamo di patria, perché era vietato parlare di patria con Cadorna, perché costavano meno i soldati dei cannoni e quindi facevano quello che facevano. Ma mi domando, noi la raccontiamo la storia, ma ogni tanto io mi fermo e penso, ma è possibile che qualcuno non avesse un dubbio? Prego. Questa è la guerra, diciamo, cioè questo no, mi scusi, no, non è la guerra. La guerra non esiste, mi scusi, non esiste la guerra. Allora, non esiste. Non parlo più. No, mi scusi. La guerra non esiste, la guerra non esiste, è l'uomo che fa la guerra. Posso finire? Prego. Questa è la guerra, perché questo modello maschilista in cui la violenza è al centro ha anche queste espressioni ed è stato così sempre, anche fra i Pellirossa, anche fra i romani che andavano fra i Galli. Lo stupro è stato sempre un'arma, pensiamo all'ex Jugoslavia fino all'altro ieri, o ieri forse. Quindi il fatto che Cadorna la faccia diventare una macchina del sesso può essere visto come un male minore, anche se fa male dire questa parola, ma il modo con cui è stata organizzata dice che poi in realtà era ancora il maschilismo al massimo livello, perché questo vuol dire usare una macchina, eccetera. Tu puoi invece creare una situazione in cui i soldati possano, che so, avere delle fidanzate, trovare delle donne, avere dei momenti, mandarli a casa a trovare le loro mogli o le loro amiche, eccetera. E questo però lo vedo come una specie di... Oggi stesso, quando ci sono guerre tribali, e queste sono guerre tribali, quelle che abbiamo visto adesso, si verificano gli stupri di massa. Oggi stesso sto parlando di situazioni che sono in corso addirittura in paesi del mondo. Fra le 57 guerre che in questo momento ci sono, alcune di queste vedono lo stupro come arma. Ancora oggi è l'elemento violenza che è tipico dell'impero maschile anche non solo sulla natura, non solo sulle altre popolazioni, ma anche sulle donne, insomma. Allora, sempre per restare sul mondo femminile, facciamo il contributo numero 9, le donne americane e gli ospedali, e vediamo come le donne si comportano rispetto agli uomini. L'umanità che l'uomo, il maschio, nella guerra non ha, un po' obbligato ma distintivamente, e invece un certo tipo di comportamento generoso che hanno le donne in questa frangente. Contributo numero 10. Scusa. Numero 9. 9.
Nel corso della Prima Guerra Mondiale e in particolare dopo il 1917, nell'Europa devastata dal conflitto operarono dottoresse e infermiere americane volontarie. Non facevano parte della Croce Rossa, bensì di un'associazione, l'American Women's Hospital, fondata da Rosalie Slaughter Morton, medico e chirurgo americano. Nel 1915 la dottoressa Slaughter aveva preso parte a 2 missioni di volontariato in Canada, un'esperienza che le aveva lasciato il segno, tanto che nell'inverno dello stesso anno, informata della ferocia della Prima Guerra Mondiale, partì per l'Europa per portare all'esercito serbo 60 casse di materiale fornito dalla Croce Rossa americana. Gli aiuti però dovevano seguire una burocrazia farraginosa e nell'attesa decise di raggiungere l'Inghilterra, dove, grazie a delle amicizie, poté conoscere il lavoro delle donne e l'organizzazione degli ospedali e come poter adattare case private in ospedali di guerra. A causa del conflitto in Inghilterra erano rimasti pochi uomini e gli ospedali erano guidati esclusivamente da donne. Dopo Londra, Rosalie Slaughter raggiunse Parigi, dove continuò il suo apprendistato su come gestire ospedali di guerra. Dopo 2 settimane il materiale atteso arrivò e poté partire per il fronte serbo, dove, oltre a consegnare il materiale, fornì anche il suo servizio medico-chirurgico. Nell'autunno del 1916 rientrò negli Stati Uniti, ma con l'intenzione di tornare in Serbia al più presto per aprire l'American Women's Hospital. Da quel momento iniziò a raccogliere fondi e donazioni per il suo progetto. Nel frattempo, nella primavera del 1917, gli Stati Uniti erano entrati in guerra. L'Associazione Nazionale delle Donne Medico si mobilitò per assicurare un sostegno all'iniziativa. Ognuna delle 5.000 iscritte, oltre ad amici e parenti, contribuirono donando quello che potevano. Centinaia di persone aderirono al progetto. A ogni donna del settore medico fu chiesta la disponibilità di prestare servizio medico per la guerra. Così, delle 6.000 donne contattate, circa il 40% partirono in 2 settimane per il fronte, superando gli uomini per numero. Le donne medico statunitensi non avevano l'autorizzazione dei paesi alleati a servire come ufficiali nel corpo medico militare, ma la situazione, soprattutto in Francia, era drammatica. La determinazione della dottoressa Slaughter Morton e di tutte le altre donne del settore sanitario americano fu decisiva nel portare a termine il progetto. Il 14 ottobre 1917 riuscirono a mandare la prima unità di sole donne in Francia e fondare il primo American Women's Hospital. Le donne coinvolte furono sempre di più e al termine del conflitto il movimento femminile non si fermò, continuando a crescere. Ecco. Professor Zanella. È un'altra bella pagina di solidarietà femminile, se vogliamo, nel confronto di tanti feriti e di tanti soldati che tornavano a casa ormai impossibilitati a proseguire la guerra. C'è un classico nella letteratura della Prima Guerra Mondiale che ha per titolo Caterina va alla guerra, ristampato più volte. È toccante perché solo indossare un grembiule bianco era un segno di tranquillità, era un segno di maternità, era un segno di dolcezza nell'accoglienza di feriti, di uomini che vedevano anche privi degli arti perché tornavano così nei treni che le portavano nelle retrovie. Ecco, loro prestavano un primo soccorso e quindi la funzione è stata fortemente lenitiva, anche perché sono scoppiate molte, chiamiamole, situazioni dove queste hanno fatto anche da tramite coi familiari, questi soldati che il primo viso un po' familiare o dolce o materno lo riceveva dal volto di una donna, quindi anche solo la presenza a 10, a 20 e 30 chilometri nelle retrovie del fronte ha avuto una funzione enorme nell'accoglienza in sé che tutti questi soldati si vedevano almeno incontrare man mano che tornavano o erano costretti a rientrare dalle ferite che avevano riportato. Certo. Professor Rossi, Ernest Hemingway ci racconta qualcosa con Addio alle armi. Prego. Questo. Stavo proprio per parlare di Ernest Hemingway, ma la cosa che io trovo, diciamo, curiosa, ma anche questa curiosa con l'occhio di oggi, è che esiste una memorialistica maschile estremamente
prodiga di dettagli anche su questo tipo di assistenza, però diciamo, la memorialistica femminile esiste in raccolte diaristiche, c'è poca memoria pubblica o pubblicata da parte di queste donne che comunque ebbero una rilevanza notevole, ecco, proprio nell'aspetto umano e umanitario della guerra. Poco in Italia, molto di più nel resto d'Europa e moltissimo negli Stati Uniti. Cioè, questa svolta emancipatoria di cui abbiamo visto un frammento è una svolta che poi negli Stati Uniti assume un ruolo fondamentale. Non dimentichiamoci che poi a passi successivi, ma quello che fu alla fine degli anni '20 la base dominante che portò poi l'elezione di Franklin Delano Roosevelt fu l'elettorato femminile, che entrava da protagonista dopo un crescendo da protagonista all'interno della cultura degli Stati Uniti e della società degli Stati Uniti. Quindi noi abbiamo avuto poi da quel momento in avanti, ma è già stato detto, una divergenza proprio anche rispetto al resto della storia europea. Altrove le donne tornarono da questa esperienza bellica come protagoniste, altrove diciamo il manico della storia rivenne di nuovo preso per le mani dagli uomini. Certo. Il caso statunitense, secondo me, da questo punto di vista qui è emblematico. Certo. Michele Boato. E la figura della moglie di Roosevelt, che è fondamentale, certo, che ha scritto la Carta dei diritti dell'umanità, insomma dell'uomo, che poi dell'uomo era delle persone, ed era, credo, il cervello che stava dietro a questo enorme presidente, anche se anche lui i suoi errori li ha fatti, ma insomma averne di presidenti così non ne abbiamo avuti più dopo. Però l'entrata delle donne nella guerra e nella politica ha aiutato a cambiare la visione del mondo? Io credo proprio di sì. Dico una cosa, insomma, la nostra Angela Merkel è stata sicuramente la miglior politica di questi 20 anni in Europa. Anche lei con tutti i suoi errori, ma non ha paragone né con i nostri governanti né con quelli francesi, tanto meno con quelli inglesi, insomma. Non voglio esagerare, ma persino conoscendo meglio da vicino la Thatcher, che io ho sempre odiato, no? Lo voglio dire chiaramente, eppure conoscendo la sua storia e vedendo i suoi rapporti all'interno del Partito Conservatore, eccetera, fa vedere che un quid di superiorità intellettuale queste donne l'hanno dimostrata. Parlo anche di quella comunista spagnola di cui non ricordo il nome in questo momento, che è stata Dolores Ibarruri, che è stata sicuramente la figura più grande della storia degli anni 40-50 in Spagna, e parlo della sindaca di Barcellona e della sindaca di Parigi. Cioè chiaramente ci sono delle figure femminili che fanno vedere che si può veramente far politica in maniera completamente diversa. Queste due ultime che ho nominato credo siano le più interessanti. La sindaca di Barcellona e la sindaca di Parigi in questo momento stanno veramente creando un respiro della città, una democrazia di base che non avevano mai conosciuto. Barcellona un po' l'aveva conosciuta, ma non grazie all'amministrazione, grazie ai movimenti. Lei invece è ancora un passo più avanti. Io proprio sto spezzando lance dappertutto, lo sto facendo a Venezia, sto portando avanti, ho fatto un libretto addirittura, no? 6 mesi fa, in cui si dice, verrà eletta una giovane donna ambientalista, eccetera. Non ho la faccia davanti, ma vedo chiaramente che questo è il passo che si può fare oggi e che è stato fatto poco in Italia, è stato fatto poco. Certamente. Nilde Iotti, io l'ho conosciuta, non era una donna, era una politica, non è la donna. La Tina Anselmi è la figura che sicuramente è al di sopra di tutti. La Tina Anselmi è stata veramente eccezionale. Io non so quanto noi avremmo potuto migliorare il Veneto se avessimo avuto Tina Anselmi nel 95 presidente della regione, invece che avere Galan, che poi si è andato a prendere i soldi del Mose e ha fatto la fine che ha fatto.
cioè, è il capro espiatorio, tutti quelli che hanno preso. Era uno della banda, diciamo, è quello che si poteva sacrificare, gli altri si sono salvati. Ma noi a Padova abbiamo un rettore, una rettrice. Sì, ho vista, non la conosco, però sono curioso. Quindi auguriamo un buon lavoro a questa signora. Anche a Venezia c'è la rettrice. Perché, anche a Ferrara. Anche a Ferrara, bene. Certamente sì, la professoressa Ramacciotti è diventata rettrice la scorsa settimana. Ecco. Ah, che bello. E quindi speriamo che abbia l'estro, come si diceva una volta, cioè il colpo di grazia che possa cambiare un po' quelli che sono i rapporti e inventarsi, vedere il mondo da un punto di vista femminile che a volte aiuta molto a capire i fenomeni. Allora andiamo con un passetto più avanti e parliamo dei matti di guerra. Queste sono le altre vittime e li vedremo come si comportano, cioè mai in tutte le guerre precedenti era nato un fenomeno di questo genere. La gente sulle trincee, chiuse dentro le trincee, sotto dei bombardamenti che duravano giorni interi, impazziscono. Abbiamo il contributo numero 6. I soldati tentano di mettere ordine nel caos della guerra, scrivendo milioni di lettere e pagine di diari. La psiche dei combattenti di tutti gli eserciti è messa a dura prova da una macchina bellica schiacciante a cui nessuno può sfuggire. La follia è una reazione al senso di oppressione che il soldato vive in trincea. Molti soldati impazziscono, colpiti da una malattia nuova, lo shock da combattimento. Sono uomini che la storia ha dimenticato, chiuso nei manicomi e sottratto alla vista del prossimo. Uomini che hanno lasciato traccia di sé nelle cartelle cliniche sepolte negli archivi degli ospedali e nei rari filmati scientifici realizzati dai medici del tempo. Sono gli uomini che la tradizione popolare ha chiamato gli scemi di guerra. Il saluto è rimasto. Michele Boato. E c'è questo libro, Marco e Mattia, che parla della Val Zoldana e che parla proprio uno dei due. Marco è un personaggio strano, insomma, che è un teologo che arriva lì in Zoldo, e questo Mattia invece è proprio uno di queste persone ed è straordinario vedere come nessuno capisce che la causa di questo suo essere fuori morirà a Venezia. È un libro fatto su due personaggi veri che sono vissuti realmente, poi naturalmente è romanzata la cosa, e fa vedere il dramma di questi personaggi. Io lo consiglio perché il titolo cos'è? Marco e Mattia. Mi sfugge l'autore. L'anno prossimo in Val di Zoldo dedicheranno un mese solo a incontri su questo libro di Marco e Mattia. Marco e Mattia è il titolo, e chiedo scusa, mi sfugge l'autore. Niente paura. Professor Rossi, questa pazzia da conflitto. Ma è verissimo quello che è stato detto nel servizio, però è anche vero che è proprio in quel periodo che ovunque in Europa la psichiatria fa dei passi avanti. Si diceva che erano stati fatti dei filmati per motivi di studio, ma perché erano stati fatti dei filmati per motivi di studio? Perché esisteva a livello accademico, universitario, in tutta Europa, anche dal lato di quella che era poi stata l'Europa sconfitta, quindi la Germania, l'Austria, esisteva un fitto scambio di corrispondenze su quello che era diventato uno dei grandi problemi di tutta la società post-bellica, cioè del ritorno di chi aveva subito degli shock psichici durante la guerra all'interno della società civile. Ricordiamoci che qua si vedono i casi estremi, cioè chi veniva portato in manicomio, venivano portati quelli che erano oggettivamente pericolosi per il resto della comunità.
ma non dimentichiamoci che molti di quelli che erano poi i reduci, che passarono fisicamente in Italia nelle squadre d'azione e in Germania i cosiddetti corpi franchi, erano delle persone che anche nei ricordi della memorialistica erano ai limiti dello squilibrio mentale, cioè avevano una forma incontrollata e incontrollabile di violenza che trasferivano poi da quello che era l'oppositore militare a quello che era l'oppositore politico. Ma ci sono delle narrazioni, delle biografie di squadristi italiani della prima ora che erano quelli che noi oggi potremmo definire dei personaggi borderline. Cioè, parliamo di gente che, non lo so, per divertimento metteva la mela in testa al contadino e poi tirava la mela per fare come Guglielmo Tell. Cioè, non dimentichiamoci anche di questo, cioè che nella bassa manovalanza di quello che fu poi lo squadrismo c'era anche molto di persone che non sarebbero state capaci di ritornare a fare una vita minimamente normale, perché l'unico linguaggio che avevano conosciuto era il linguaggio della violenza. E tanto è vero che poi sono quelli che, quando il fascismo diventa regime fascista, scompaiono dalla circolazione, spariscono. Quelli che sono collocabili li collocano, gli altri vivono sostanzialmente ai margini. Ma c'è molto di scemo di guerra in tutto questo, c'è molto di violenza subita e violenza esercitata e incapacità di riuscire a razionalizzare la propria esperienza violenta e che viene sfruttata poi successivamente per fini politici. Quindi vengono manipolati anche questi, diciamo, nella maniera più becera. Assolutamente sì. Cioè, malati di guerra vengono utilizzati per creare conflitti politici. Diciamo Prego. nascosti più che manipolati. Ricordiamo che tra le categorie dei feriti di guerra, oltre ai mutilati degli arti, del viso, anche deformati, eccetera, oltre a questo c'era anche tanta gente neuropatica, cioè i scemi di guerra, problemi anche psichiatrici, soldati che ripetevano sempre boom 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 perché erano stati a contatto per ore e ore e ore con l'artiglieria. Questo ci fa capire anche un'altra cosa, che la guerra di trincea ha dimostrato una scarsa, si può dire, assenza o totale scarsa considerazione verso la figura del soldato, cioè arriviamo alla spersonalizzazione. Il soldato non è un uomo, ma è semplicemente un fante lì a compiere un dovere. C'è uno studio sui soldati nella prima guerra mondiale condotto da padre Agostino Gemelli che informa il generale Cadorna dicendo cosa vive il soldato appunto in trincea, e lo considerano del tutto assente, lontano dai valori della patria, quello che si era tanto strombazzato a livello di retorica. Il fante che era lì a combattere aveva solo a cuore la sua famiglia, i suoi interessi di casa, i suoi campi, ma il concetto di patria gli era molto lontano. Ecco, questa spersonalizzazione del soldato la si vedeva fin da subito quando i soldati tornavano a casa dalla licenza, perché dalla prima licenza già i familiari o le fidanzate rivelavano tre aspetti che li sorprendevano. Avevano imparato a fumare, avevano imparato a bere e avevano imparato a bestemmiare. Queste sono tre conseguenze che un giovane di 20 anni, 23 anni, a confronto con gli altri commilitoni, portava già della sua esperienza di guerra. Poi con la continuità e con l'esperienza così tragica ma anche così forte dello shock dei bombardamenti, dell'artiglieria e tutto questo, la menomazione o gli handicap fisici furono tanti e tali da segregarli poi alla fine della guerra, perché li misero in case proprio perché non fossero visti, anche per togliere quello che era un disonore per la famiglia, non potevano mostrare che un loro reduce avrebbe fatto quella fine. Quindi sono doppiamente vittime, sono vittime della guerra e vittime poi si portano sulla schiena tutto quello che hanno subito, e in questo senso abbiamo un'altra figura col contributo numero 7, i prigionieri di guerra. E vediamo come l'Italia, a differenza degli altri paesi, tratta i prigionieri di guerra. Allora, tengo a precisare che in tutto questo, e la descrizione sua, professor Zanella,
mi aiuta, chi è il Milite Ignoto? Le figure è stato preso a sorte, diciamo atto bellissimo, ma sono delle vittime e non sono dei patrioti, intesi come probabilmente Vittorio Emanuele III o Cadorna pensavano, o Diaz successivamente pensavano di attribuire a queste persone. Erano esseri umani che di quella guerra non volevano assolutamente saperne. Prigionieri di guerra, punto 7. La diversità che caratterizzò la Grande Guerra fu il gran numero di soldati fatti prigionieri. Nel conflitto 14-18 furono circa 8 milioni e mezzo in totale, 4 degli stati dell'intesa e 4,5 degli imperi centrali. Gli italiani prigionieri erano circa 600.000 uomini della truppa, i graduati più di 20.000, un elevato numero in percentuale rispetto agli altri paesi alleati dell'Italia, poiché gli eserciti erano più numerosi. Solo 520.000 francesi e 180.000 britannici. Per il comando del Regio Esercito, i prigionieri italiani erano considerati disertori, perché convinti che si erano arresi al nemico per salvare la pelle. Così valse il sistema di sparare alla schiena ai soldati che durante l'attacco indietreggiavano. Questo era compito dei carabinieri. E se fatto prigioniero era considerato traditore della patria. Nel 1907 la Convenzione dell'Aia stabiliva che i prigionieri fossero mantenuti dallo Stato ospitante con un trattamento pari a quello delle proprie truppe. Ma per il prolungarsi del conflitto e per i blocchi navali messi in atto dalle forze dell'intesa, il cibo negli imperi centrali iniziò a scarseggiare anche per la popolazione. Prussia e Austro-Ungheria dichiararono di non poter più provvedere ai prigionieri nemici. Francia e Inghilterra iniziarono a mandare vagoni pieni di viveri, vestiti e medicinali. Cadorna e i governi italiani, tra il 15 e il 18, decidono di non alimentare i propri prigionieri per demotivare la resa considerandoli disertori. Ciò avverrà solo nell'ultimo anno del conflitto. Gli internati italiani saranno uccisi dalla propria patria a decine di migliaia per malnutrizione, tubercolosi e polmonite, fame e freddo. Per questo, di 600.000 prigionieri italiani ne moriranno il 20%, ovvero oltre 100.000, mentre solo i 30.000 francesi, che avevano 540.000 prigionieri. La motivazione era dare ai soldati la certezza che la loro fuga era una condanna a morte. Imboscati d'Oltralpe li definì il nobile D'Annunzio, che disdegnava le trincee e preferiva i voli turistici su Vienna per lanciare volantini. Lo stesso trattamento sarà riservato alla popolazione italiana dopo la disfatta di Caporetto, ai veneti e ai friulani che, pur subendo violenze e stupri, non riceveranno aiuti dal governo italiano, con la motivazione che se ne sarebbero impossessate le forze nemiche. Sarà il Papa Benedetto XV a intercedere per i soldati prigionieri, organizzando dei convogli ferroviari che, passando per il confine svizzero, permisero di far arrivare degli aiuti ai soldati prigionieri abbandonati dallo Stato sabaudo. Nel 1918, dopo l'armistizio, i prigionieri abbandonano in massa i campi di concentramento austriaci, ma arrivati in Italia non vi sarà alcuna accoglienza, anzi verranno nuovamente internati in Italia nei campi di concentramento già occupati dai prigionieri austriaci. Addirittura l'idea balzana di Armando Diaz e del Comando Supremo era di deportarli in campi di lavoro in Libia e in Eritrea. Così, senza esistenza, moriranno a migliaia nei campi nella loro madrepatria, vittime di infezioni, malattie e fame. Gli ex prigionieri verranno interrogati per verificare se fossero disertori o potenziali sovversivi bolscevichi. Nei campi scoppiano proteste e rivolte. Alla fine, nel gennaio del 1919, tutti i campi vengono aperti e gli ex prigionieri liberati, ma per il congedo definitivo dovranno attendere ancora diversi mesi. Professor Rossi, altre vittime di questa guerra, ma soprattutto sono vittime anche dei governanti italiani. Assolutamente sì, l'episodio, quello dei nostri prigionieri di guerra durante la Prima Guerra Mondiale, è un po' una vergogna nazionale. Furono letteralmente lasciati a morire di fame prima nei campi di raccolta di prigionieri in Austria e in Ungheria, e poi in Italia, in questi vergognosi e altrettanto duri campi di raccolta di ex prigionieri. In questo passaggio
non dimentichiamoci che uno dei motivi per cui poi vennero aperti questi campi era anche perché si temeva che ci fosse un ulteriore sterminio definitivo dovuto al diffondersi della spagnola, quindi a un certo punto cominciavano anche a essere potenzialmente pericolosi per dove stavano, ma per dire come questi reduci a loro modo fossero stati bistrattati, non dimentichiamoci che poi molti di questi durante il fascismo, magari diventando piccoli gerarchi o gerarchetti di provincia, se erano stati prigionieri di guerra nella prima guerra mondiale, andarono a ritoccare in qualche maniera il proprio ruolino come era conservato negli archivi del Regio Esercito, per evitare che ci fossero delle macchie, ma questa cosa andò avanti anche successivamente, cioè molte volte insieme alla testa del partito fascista si cercava, anche se si era ex prigionieri di guerra, di chiedere anche una sorta di ritocco a quello che era il proprio stato di servizio. Cioè questi proprio letteralmente spariscono dalla storia d'Italia, dalla memorialistica d'Italia, scompaiono, non sono trattati, semplicemente sono una sorta di angolo buio, una coscienza della nazione che praticamente non passa. Tanto è vero che anche in questo caso esiste pochissima bibliografia edita di ex prigionieri di guerra italiani fatti prigionieri dagli austriaci. Esiste qualche diario, ma dal punto di vista bibliografico, se c'è una produzione strabordante di libri, di reduci della prima guerra mondiale, c'è praticamente un'inesistenza da parte di autori che abbiano avuto l'esperienza di essere stati prigionieri di guerra da parte degli austriaci. Grazie. Michele Boato. È la memoria di questi fatti, non solo di questi ma anche dei 4.000 decimati da Cadorna senza nessun processo, eccetera. È una memoria che si sta ricostruendo. Proprio l'altro giorno è stata inaugurata una targa all'Altare della Patria che riabilita i decimati, cioè coloro che sono stati sparati da questi plotoni di esecuzione creati da Cadorna, in cui venivano praticamente nel giro di 10 minuti venivano condannati e poi uccisi. E per i prigionieri di guerra invece è più lenta ancora la cosa, è molto più lenta, un po' come per gli istriani quando sono arrivati in Italia. Le situazioni sono paragonabili, sono paragonabili, cioè il fatto che il governo, chi dovrebbe dare la linea e poi i giornali non diano una consapevolezza di tutta la situazione, ma si lascia soltanto a dire imboscati, fuggitivi, imbroglioni, eccetera, fa sì che ci sia questa canea popolare, anche perché è stata popolare anche la canea contro queste persone che insomma, a parte che facevano benissimo a darsi prigionieri per non farsi ammazzare, come ho detto prima, addirittura i cappellani militari gli dicevano andate via, scappate da qua, non fatevi uccidere, e facevano benissimo. E questo fa parte, diciamo, della non violenza, perché io non ammazzo e non mi faccio ammazzare, ma il fatto che altri siano stati fatti prigionieri in guerra e che vengano dichiarati da questo delinquente di Cadorna come fossero tutti dei traditori, insomma, le cose che ha scritto Cadorna. Vi ricordate che quella volta il capo del governo dovette censurare e far sparire da tutte le edicole d'Italia i giornali del dopo Caporetto per far sparire la lettera pubblica ufficiale di Cadorna, perché era indecente e dava la linea a Cadorna, proprio questa linea, quella di dire sono tutti dei delinquenti, sono tutti dei disfattisti, sono i nostri nemici interni, eccetera eccetera. È una storia difficilissima da ricostruire. Vediamo anche in tutte le celebrazioni di questi periodi, anche l'altro ieri quando Mattarella è andato all'Altare della Patria non ha messo in evidenza questa targa che pure è stata messa proprio in questi giorni. È ancora difficile parlare di queste cose. Mancano tante targhe su questo Altare della Patria, sì. Per esempio quello delle donne. Sì, appunto, le donne, no? Certo. C'è solo quelle dei decimati per adesso. Certo. È già Patrizio Zanella. Sì, sui prigionieri di guerra, ahimè, viene scritta un'altra triste pagina dal nostro esercito. L'Italia liberale politica di quel periodo
dimostra tutta una insipienza deplorevole. Consideriamo che a parità di prigionieri di guerra, 100.000 abbiamo detto sono i prigionieri di guerra italiani, anche francesi, mentre i francesi hanno perdite che si aggirano sui 20.000 soldati, prigionieri di guerra, gli italiani abbiamo sentito ben 100.000. È chiara che la responsabilità di questa moria, ecco, di questa tragedia dei prigionieri di guerra è attribuibile ai nostri governanti. Ricordiamo che nei lager improvvisati in Austria si erano trovati con una moltitudine di prigionieri che anche per loro era impossibile sfamarli e avevano proprio chiesto letteralmente che mandassero rifornimenti, li avrebbero fatti passare, non li avrebbero intercettati, eccetera. Anche perché morivano di fame gli austriaci in quel momento. Anche questo. Ecco. Quindi c'è un appello delle autorità austro-ungariche alle autorità italiane di far pervenire quello che le famiglie possono fare arrivare. E ci sono anche vagoni riempiti non solo di generi alimentari ma anche della corrispondenza, perché anche questa non veniva permessa, neanche la corrispondenza, neanche dare la notizia se erano vivi o se erano morti, quindi era ancora più tragico. Ebbene, ci sono informazioni accertate che i treni carichi di questi generi alimentari per i prigionieri di guerra venivano fermati al confine. Preferivano distruggere quasi il materiale piuttosto che arrivasse ai prigionieri. A questo riguardo c'è un libro, penso che sia fra i più esaurienti usciti, quello della Procacci, Giovanna Procacci, che ha indagato molto su questo triste fatto, mettendo in evidenza già da alcuni anni l'insipienza dei nostri governanti. Ecco, non abbiamo un contributo, ma vorrei brevemente entrare in un altro argomento. Come in ogni guerra, dentro un conflitto ce ne sono degli altri e nel fronte italiano c'è un altro conflitto. Come, diciamo, utilizzare i meridionali per quella operazione di deportazione che era stata progettata circa 50 anni prima dal governo, per portarli fuori dall'Italia perché i meridionali non erano considerati italiani. Ecco, nella Grande Guerra vengono utilizzati. Chi di voi può agevolarmi in questo senso? Guardi, si possono fare due considerazioni a riguardo. Quando l'Italia forma un esercito in prossimità della guerra, va a prendere su base regionale in tutte le parti d'Italia. È l'unico esercito, si può dire quello italiano, che forma delle unità combattenti prendendole tutte da varie regioni. L'unico corpo che viene, diciamo, salvaguardato nella sua integrità è il corpo degli alpini. Sì. Li pescano dalle montagne, sanno che conoscono il territorio e quindi li tengono uniti insieme. Ma in tutti gli altri fronti di guerra, in tutti gli altri raggruppamenti di guerra, noi abbiamo abruzzesi, siciliani, sardi, eccetera. Fra l'altro c'è anche questa curiosità: l'analfabetismo era palese, la conoscenza dell'italiana era assente e esistevano persino gli interpreti all'interno dei battaglioni che dovevano tradurre gli ordini dei comandanti. Il comandante dava un ordine in italiano, c'era un interprete che lo traduceva nei dialetti specifici a seconda del raggruppamento. Che ci fosse però un'intenzionalità, ecco, verso così i contadini del sud, questo non ho trovato tracce. Allora, c'è questa intenzionalità, si usano naturalmente in guerra, si usano gli scarti si usano per metterli a fronte e mandarli all'attacco, quindi al suicidio, si usano invece altre popolazioni con maggiore riguardo e in punti strategici completamente diversi. E questa diventa la fuffa, no? Cioè i soldati di ultimo livello che vengono mandati al fronte, l'abbiamo visto, contro le mitragliatrici, senza nessun senso, ma siccome non costano niente, anzi è un vantaggio, perché ricordiamo che nell'Ottocento
la migrazione dei meridionali, ci fu un progetto di deportazione dei meridionali, sia in Sud America, nel Pantanal, sia addirittura in Malesia. Comprare delle terre per poter far migrare i meridionali. Poi naturalmente costava troppo. Allora decisero, la politica dell'epoca, anche socialista, di aumentare le tasse al punto tale che la gente non riusciva più a vivere nel meridione. Venivano tagliati gli alberi che servivano per allevare i bacchi da seta. Era proibito, invece le popolazioni del sud del bacco da seta avevano vantaggi economici, ma è stata tolta l'enfiteusi, cioè una tradizione antica ancora fatta dai domenicani, dove se il possesso della terra diveniva tramandato, il possesso non la proprietà, veniva tramandato di padre in figlio purché non si abbandonasse la terra. Se abbandonavo la terra allora non era più mia, veniva data ad altri. Viene tolta anche questa, e il banditismo meridionale non è soltanto perché i meridionali erano banditi, ma perché erano anche vessati, e qui si apre una finestra. Ponte Gandolfo. Monte Gandolfo, certamente, quindi la strage dei meridionali. E diciamo che la Prima Guerra Mondiale, anche questa è una memoria che non viene sufficientemente ricordata, è un motivo per, diciamo, alleggerire il meridione e farne una colonia del nord. C'è però una particolarità di un pezzo di questo meridione, che è la Sardegna, che non riescono a frantumare. I sardi stanno tutti assieme, fanno il battaglione Sassari, la brigata Sassari. La brigata Sassari, bravo. Sì. E hanno un ruolo fondamentale. Ma i Savoia, pur essendo regno di Sardegna, in realtà utilizzano i sardi come diciamo militari. Ma non era una canna da macello, quella non era canna da macello. E questo avviene molto tempo prima, con la guerra di Crimea, perché una buona parte di chi va in Crimea a combattere una guerra assurda, su istigazione, su patti che ha fatto Cavour, erano sardi. Sì. E pochi torneranno. Io ho avuto una serie di incontri in Sardegna proprio in questo senso, e i sardi di questa memoria ne hanno contezza. Altro che è la loro gloria. Certo. Bene, ringrazio i nostri ospiti, hanno contribuito ad approfondire quegli aspetti che volevamo della guerra, che non è la solita questione della patria, dell'eroe e tutto il resto, ma a vedere la guerra così come è. Allora abbiamo visto l'incipit di Francesco e in questo senso ci siamo mossi. Grazie. Grazie ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato questa sera, al professor Patrizio Zanella, in collegamento dottor Andrea Rossi e a Michele Boato. Io volevo fare i complimenti per questi filmati che siete stati bravissimi a costruire. Assolutamente. Abbiamo dei buoni tecnici. Siete stati veramente bravissimi. Grazie. Grazie, troppo gentile. Grazie ancora a voi che siete stati con noi ospiti per questa parte dedicata alla Grande Guerra. Adesso andiamo in pubblicità, ma per i telespettatori che sono a casa vi invito ad attendere qualche minuto, perché adesso parleremo anche della pandemia da Covid, delle vaccinazioni e della terza dose. A tra poco.